come potete vedere questa è la situazione del fiume Natisone che si è ingrossato nelle ultime ore a causa delle forti piogge che si stanno scaricando soprattutto nella zona slovena e che porta a valle la piena del fiume. Chiaramente si tratta di 3 giovani stranieri, come hai tu sottolineato nel corso di questa apertura della diretta, che si erano accampati nel Natisone per passare, come si dice, una serata senza però seguire l'allerta meteo che era stata emessa dalla protezione civile ma che attraverso i social insomma era disponibile. Sta di fatto che si sono trovati bloccati in questa ansa del fiume all'altezza del ponte romano, tra la diga e il ponte romano del Natisone, trovati in mezzo, hanno lanciato l'allarme, sono scattati i soccorsi, all'arrivo dell'elicottero però di loro non c'era nessuna traccia. In questo momento stanno lavorando chiaramente i vigili del fuoco, le squadre della protezione civile lungo tutto il tratto del fiume che parte dal punto in cui è scattato l'allarme fino all'altezza di San Giovanni al Natisone. Sul posto anche l'elicottero drago dei vigili del fuoco che sta perlustrando passo dopo passo quello che è il percorso del fiume. Notizie ultime non ci sono, quindi non bene comunque. Hanno provato a vedere se per caso si fossero aggrappati sugli alberi, sono andati su anche con una barca, salendo e risalendo le sponde, sperando di trovarli. Fino adesso non c'è stata nessuna traccia. Senti, mi confermi che erano all'interno della zona tra la diga e il ponte romano, no? Sì, sulla famoso Premariaco Beach. Certo. Sono stati colti dalla piena, probabilmente dal panico, e dopo è arrivata l'ondata, perché tu sai bene che il Natisone è un fiume torrentizio, quindi arriva la piena tutto ad un botto e sono partiti con la piena.